Su Porto Marghera particolare attenzione desta la posizione degli alimentaristi con aziende che dopo aver investito si vuole restino nel territorio. Vedo che la volontà c'è di rimanere qui e di riattivare un polo industriale in questa zona che ha una storia, ma che potrebbe ancora averne una, e abbiamo bisogno ovviamente che si crei una sinergia tra le parti e quindi un accordo anche con le istituzioni che per una volta devono imparare a dare voce. Per la prima volta insieme le principali categorie industriali di Porto Marghera, FIOM, FILC, Teme e Fly, compatte per la cura del lavoro e dell'ambiente dell'area industriale di Venezia, chiedono l'urgenza di una concreta riqualifica dell'area. Abbiamo bisogno di organicità, abbiamo bisogno di rilanciare una discussione vera, seria e che porti dei frutti nel prossimo futuro, sfruttando le potenzialità che ci sono di Marghera, sfruttando l'industria 4.0, sfruttando l'economia circolare. Porto Marghera è in una situazione da tempo di difficoltà, nel senso che abbiamo assistito a dismissioni e a perdite di posti di lavoro. L'area di crisi complessa è uno strumento che è stato messo in campo per provare a rilanciare Porto Marghera, così come altri strumenti che potrebbero essere messi in campo. Al momento è ancora in una fase di definizione. Le tre categorie sindacali compatte nel lanciare questo chiaro messaggio alla politica. Bisogna porre al centro il lavoro, bisogna porlo con delle politiche che lo valorizzino appunto, e soprattutto non compiendo scelte sbagliate. La discussione sulla messa delle grandi navi a Porto Marghera per conto nostro è una appunto di queste.